Cari telespettatori, come vi avevo preannunciato, eccoci, abbiamo riempito le nostre poltroncine in studio, abbiamo lasciato i nostri ospiti, continuiamo la nostra serata, lo facciamo come sempre con Stefano Zara, ben ritornato qui con noi. Allora, quest'altro set, perché come sempre lo dedichiamo ad approfondimenti, a notizie, a informazioni che sono importantissime sulla finanza, sull'economia, per fare educazione anche finanziaria, per cercare di non sbagliare, anche se la cosa migliore è sempre farsi supportare da un esperto, perché gli errori, se commessi, poi abbiamo visto che ripercussioni possono avere. Allora, facciamo il punto della situazione. Un governo che non c'è, una situazione in Italia che traballa, le categorie economiche che comunque incominciano a preoccuparsi perché siamo comunque in una situazione non ben definita, con diciamo, dei passaggi importanti anche davanti all'Europa che dovremo sostenere. Come va la nostra economia? Come sta andando anche la finanza che si risponde a questi input? Noi siamo in un contesto di crescita globale sostenuta e confermata. Abbiamo detto più volte, le prime 45 economie del mondo stanno crescendo. Di queste 45, 33 presentano una crescita in accelerazione dal 2017. Noi cresciamo, l'area euro cresce intorno al 2,5-2,6, noi abbiamo una crescita confermata intorno a 1,5 punti, cresciamo sempre meno dagli altri, ma rispetto ai nostri standard è una crescita evidente. Quindi va bene anche se gli standard europei sono più alti, anche se cresciamo un pochino, può andare bene? Noi abbiamo un problema strutturale, non cresciamo mai come gli altri, no? Una volta dicevamo che la statistica non tiene conto del sommerso, adesso probabilmente facciamo fatica, ma rispetto ai nostri standard cresciamo, non cresciamo sufficientemente a dare vigore all'occupazione, quindi non creiamo sufficienti posti di lavoro, per cui sostanzialmente abbiamo un endemico bisogno di ricorrere sempre al debito pubblico per finanziare la nostra crescita ulteriormente, ma sta di fatto che viviamo in un contesto virtuoso, quindi sostanzialmente dobbiamo approfittare di questo periodo delle vacche grasse per sistemare le cose, quindi dare più impulso e più vigore alla nostra crescita. Abbiamo detto molte altre volte come dando linfa al sistema produttivo. Abbiamo in ritardo e più di altri pagato l'ultimo pezzo della crisi finanziaria perché l'abbiamo vissuto soprattutto dal punto di vista del credito nostrano, quindi le banche che da sempre hanno alimentato la crescita delle nostre aziende sono state quelle che sono andate in difficoltà nell'ultima parte. Questo ci ha sostanzialmente penalizzato più di altri paesi. Attenzione che cresciamo meno di Spagna, che ci ha superato. Infatti, ma anche la Grecia sta correndo. Quindi abbiamo bisogno di una leadership che non accolga le istanze del paese, ma che sappia, che conosca il paese e sappia indicare al paese le linee guida della prossima crescita. Noi stiamo perdendo molto tempo. Noi diciamo sempre, a livello di battuta credo, che siccome non abbiamo un governo la borsa cresce. Sì, questo è vero fino a un certo punto, non lasciamoci fuorviare, un messaggio fuorviante è quello della borsa, il fatto che il mercato nostro finanziario non risenta delle vicissitudini nostrane non vuol dire nulla, abbiamo dei prezzi delle azioni bassi e questi stanno recuperando un loro punto di equilibrio, la nostra borsa va bene, ma questo non vuol dire niente con quello che è il futuro prossimo e quello ancora successivo della nostra economia che va ridisegnata e ripensata. Di questo andiamo avanti in ordine sparso. Alcune ragioni con le istituzioni finanziarie, quelle che si confrontano in maniera continua con il mercato globale, cioè, le aziende vanno avanti da sole. Noi abbiamo delle sacche di eccellenza laddove c'è collegamento con l'università, laddove le imprese sono già globali e quindi hanno creato intorno a loro un tessuto di microimprese per cui si cresce, ma si cresce per merito di iniziative di zona, di settori o aziendali o di alcuni enti locali che sono particolarmente sensibili a questo tipo di processo.
Sì, ma non c'è una leadership nazionale da questo punto di vista, questo che manca e si avverte. In tutti i discorsi di questi giorni si fa un generico, troppo generico richiamo alla crescita, senza entrare mai nello specifico. Si ha la percezione, purtroppo, speriamo sia solo una percezione, che chi si occupa delle nostre cose ne abbia una conoscenza parziale. E invece che cosa bisognerebbe tenere in conto? Quali sono gli aspetti salienti Ma per agganciare occorrerebbe che comunque fossimo meno concentrati sul debito e più concentrati ad aumentare, è come su la un'azienda, produttività, insomma. sì, molto più concentrati quindi fare le cose che sappiamo che debbano essere fatte, quindi creare un legame persistente e continuo fra l'università che genera innovazione e i nostri settori produttivi, quelli tipicamente italiani, che sono quelli del terziario, quelli dei servizi, quelli dell'industria, quelli della... Ma non si fa sufficienza, perché vi conti gli imprenditori, quando si parla di pubblico è un discorso, e prendere le sue vie. Di privato gli imprenditori sono molto orientati, perché poi sono rimasti, diciamo, quelli che hanno maggiori capacità, sì, che hanno saputo anche trovare delle strategie per andare oltre quella che è stata una crisi profondissima, quindi aziende anche virtuose. Vediamo adesso alcuni esempi di aziende che tipo la Melegatti non ce l'ha fatta, sembrano non avercela fatta, insomma, pur avendo qualità alta di prodotto, per cui si è puntato su queste strategie o non è sufficiente? Cioè cosa deve essere fatto? Perché tanti dicono ma qual è la formula? Che cosa in realtà si fa, chiede? ma passa anche sotto traccia, ad esempio c'è una manifestazione a Milano, Seed and Food, semi e cibo, dove ci sono delle banche d'affari che stanno presentando al pubblico delle start-up. Sono piccole start-up, la maggior parte del nord Italia, legate a innovazione, quindi tecnologia, e tradizione, quindi agricoltura. Come gestire la coltivazione di particolari culture. Queste sono start-up per la maggior parte di imprenditoria giovanissima, quindi vengono presentate al pubblico. Noi abbiamo delle sacche di eccellenza che non conosciamo. Grande colpa di questo è un po' anche che non viene dato il sufficiente risalto a sta cosa, ma portabandiera di questi progetti è una banca, ad esempio, quindi c'è sul territorio chi si sta occupando in maniera pratica e concreta di portare avanti anche l'innovazione che c'è, perché noi abbiamo delle strutture che sono sostanzialmente private, di eccellenza anche in campo ricerca, creazioni e supporto di start-up. Della cosa, come dicevo prima, non viene data sufficiente evidenza, ma c'è. Occorrerebbe che ci fosse, sarebbe indispensabile che ci fosse una regia regionale, ci sarà sicuramente, anche se non ne sono a conoscenza, ma nazionale, che la cosa fosse parte di un progetto di sviluppo che coinvolgesse il nostro paese. Nel momento in cui però al nostro paese manca una guida, queste cose vengono rilasciate all'iniziativa di associazioni, strutture private, banche d'affari e altro. È come se avessi un'orchestra di eccellenti musicisti, ma mancasse una direzione capace a farne risaltare le capacità. È questo che serve il coordinamento centrale, insomma, non tanto imporre delle guide, ma a organizzare il lavoro di tutti. Saper organizzare il lavoro di tutti, questo è fondamentale. Restando sempre un po' alla nostra situazione economica, siccome poi è strettamente correlata, cioè tutto è legato, come sempre ci ha spiegato anche lei, se non addiveniamo presto a un governo di stabilità, di intesa, produttivo, tanto l'Europa ci guarda sempre, che cosa rischia la nostra economia? Per il momento non c'è preoccupazione, non viene ravvisata preoccupazione a riguardo. Abbiamo un ombrello protettivo della BCE che arriverà fino a quest'autunno. Esatto, fino a quest'autunno però fino a quest'autunno, quindi vuol dire sì, uno scenario dei tassi che probabilmente rimarranno questi fino a quasi fine del 2019. Se succederà anche se in Europa... dicono di no, perché non appena prenderà il timone un tedesco, così sembrerebbe. Ma molti dicono, se facciamo le stesse cose che ha fatto la Fed negli Stati Uniti, il primo rialzo ci sarà 12 mesi dopo che è terminata, diciamo,
l'azione della Banca Centrale Europea, quindi dovremmo arrivare verso il terzo trimestre 2019. Dopodiché forse, ma è tutto molto aleatorio, attenzione che se io leggo i report di un mese fa, nelle case di investimento c'erano forti temori legati alle crisi in Oriente, alle crisi in Medio Oriente. Alcune di queste crisi sono disinnescate nelle ultime settimane, pensiamo all'accordo delle due Coree. Sì, per esempio. Quindi, quello che ha destato tanti allarmi e incertezze. Una cosa che va considerata è che nel mondo sta cambiando velocemente anche il modello produttivo. Sì, le zone tradizionali di sviluppo come l'Europa e l'America, che stanno crescendo meno comunque dell'Asia, oggi fanno i conti con un'Asia che ha cambiato, soprattutto la Cina, sto parlando di Cina, che ha cambiato sta cambiando in maniera radicale il proprio modello di sviluppo, il proprio paradigma, non solo stato produttore ed esportatore, ma sta crescendo in quel paese una grossa consapevolezza nel loro autonomo mondo dei consumi, diventa un paese fondamentale anche dal punto di vista dei servizi, non solo finanziari, in realtà di tutto il mondo dei servizi, quindi è un'area che secondo me dovrà esprimere nei prossimi anni ancora più potenziale di quello che era nelle previsioni. Perfetto. Un'altra questione magari in sospesa per quanto riguarda le banche, cosa possiamo dire allo stato attuale, con questi verdetti che hanno congelato un po' molte aspettative? Le banche sostanzialmente credo abbiano passato quest'ultimo periodo ristrutturandosi profondamente al loro interno. Ovviamente nel territorio, parlo soprattutto del nord-est, le difficoltà sono state importanti, gravi, ancora adesso ne risentiamo le ripercussioni, vediamo il concordato di mercati, vediamo il concordato di Pasta Zara di questi giorni, cioè, i colpi di coda saranno e ci stanno e sono sulle prime pagine dei giornali, però il sistema è profondamente indirizzato verso un ripensamento del credito, ma un ripensamento in maniera radicale. Le banche saranno qualcosa di diverso da quello che erano prima. Quindi si deve diffondere anche una cultura diversa per gli imprenditori, per i cittadini, per tutti. Come sempre noi facciamo le cose di corsa. Siamo sempre in ritardo. Siamo sempre, essendo chi è in ritardo per prendere il treno deve muoversi. Quindi è un treno che stiamo prendendo in ritardo. Questa profonda ristrutturazione obbligata del credito ci impone a cambiare il nostro atteggiamento. Ha cambiato il mondo del credito, ma cambierà in maniera radicale il nostro atteggiamento nei confronti delle banche. Dalle banche avremo più servizi, abbiamo bisogno ovviamente anche noi di avere più consapevolezza, più cultura finanziaria. E noi cercheremo di supportare i nostri telespettatori un po' alla volta nella cultura finanziaria. Grazie Stefano Zara, grazie a voi di averci seguito. Chiudiamo questa nostra trasmissione che è stata bella articolata e bella lunga. Buon proseguimento, buonanotte, grazie.